Siamo con l'onorevole Viola del Partito Democratico di San Donà di Piave e di tutto il Basso Piave, insomma. Onorevole, parliamo naturalmente della manovra Monti. Lacrime e sangue per tutti, sembra, o solo per alcuni? No, diciamo che la manovra è una manovra pesante per moltissimi cittadini, in modo particolare sono stati toccati vasti strati sociali. Ci sono alcune cose più simboliche che poi che non producono realmente grandi entrate. Purtroppo il tema vero è che queste manovre, per fare tra virgolette cassa, devono avere una platea molto ampia e quindi inevitabilmente si sono toccate in molte categorie, molte fasce sociali. Il punto in due maniere sostanzialmente: attraverso la reintroduzione dell'ICI, che si chiamerà IMU, e che colpirà tutti sostanzialmente. Va notato che questa è una tassa che solamente in Italia non esisteva più, una posizione che quindi in qualche misura ci riallinea al resto d'Europa. D'altro canto l'operazione fatta da Berlusconi 3 anni fa aveva tolto uno strumento di federalismo fiscale vero da un lato e un'entrata certa. L'altro punto dolente sono le pensioni. Dal recente incontro col sindacato, i sindacati hanno poi confermato lo sciopero generale. Sì, perché inevitabilmente Monti non era in grado in questa fase di aprire una trattativa sui temi delle pensioni. Mi pare che tutti concordino che il passaggio al contributivo per tutti sia stato di fatto una cosa che andava fatta, è un principio di equità, un patto intragenerazionale e intergenerazionale che andava fatto. Più difficile è l'applicazione sostanzialmente dell'uscita dal meccanismo delle pensioni di anzianità. Certo, poi c'è anche il problema, i lavori usuranti sono stati considerati o meno? No, sono stati considerati, e il punto vero è però che questi rappresentano una parte, diciamo che sta anche questa esaurendosi, una parte di questi lavori usuranti. Il punto più grosso, proprio per la crisi economica in cui siamo, sono i cosiddetti prepensionamenti per crisi aziendali, che ce ne sono moltissimi, sono stati molto usati anche nelle trattative sindacali per favorire la composizione di queste vertenze. Mi dispiace poi, onorevole, ma non posso evitare di farle la domanda circa i costi della politica e la querela appena uscita riguardo alla riduzione degli stipendi dei deputati e dei senatori poi. Ma qui il Parlamento mesi fa, io posso dire che il Partito Democratico prima di tutti aveva proposto una Maastricht, l'avevamo chiamata la Maastricht degli stipendi parlamentari, sostanzialmente una media degli stipendi dei parlamentari delle diverse nazioni dell'euro, e su questa attestare anche la nostra. Su questo ho fatto un lavoro con la commissione cosiddetta Giovannini, che è il presidente dell'Istat, che aveva il compito di fare questa verifica. Il governo in questa fase aveva detto: se la commissione Giovannini non ci dà i dati subito, acceleriamo noi. Questa cosa non era possibile farla, ma è certo che questo sarà l'indirizzo che verrà preso, quindi non verrà né rinviato né non fatto. Senta, una domanda finale, cioè la sua valutazione complessiva, la valutazione del Partito Democratico su questo intervento del governo Monti, e l'appoggio viene confermato, immagino. Sì, assolutamente. Noi pensiamo che questo prima passo del governo Monti fosse un passo molto duro e necessario. Non abbiamo messo in discussione l'essenza di questo governo, riteniamo che debba portarci al 2013 e quindi faremo di tutto per sostenerlo, anche chiedendogli le migliorie di cui parlavamo prima. Non abbiamo dimenticato ad esempio che uno dei temi su cui si sta lavorando è quello di innalzare il tetto delle pensioni oltre il quale non si applichi la deindicizzazione rispetto all'indice ai costo della vita, quindi portarlo almeno a 1.400 euro. Anche qui è una trattativa difficile, ma non perché noi vogliamo mettere in discussione, ripeto, l'essenza della manovra. Questa manovra di fatto comincia a riformare il sistema paese. Noi in questi anni abbiamo perso troppo tempo, una parte della responsabilità ce l'ha la politica, non voglio stare qui a fare un discorso di parti. Oggi però è necessario che il governo Monti vada avanti, pur con tutte la capacità anche della politica di portare in una strada, se possibile, di equità più elevata per tutti i cittadini. Ringraziamo l'onorevole Viola del Partito Democratico e auspichiamo di averlo ancora ai nostri microfoni e alle nostre telecamere. Grazie.